Cultura e scienza, come si combinano anche in previsioni per la formazione dei ragazzi? Perché cultura e scienza possono tranquillamente andare a braccetto. Ma direi che è un binomio inscindibile e ben venga anche questa sessione di approfondimento, e direi che il nostro è un territorio dove cultura e scienza si coniugano naturalmente, e direi anche che non solo il pubblico riesce a portare avanti questo binomio, ma va riconosciuto che molte imprese lo fanno anche in maniera, diciamo, charity, cioè senza finalità con scopo di lucro, investendo e sostenendo moltissime iniziative. Come le istituzioni possono favorire questo approccio? Eliminando l'ufficio complicazioni e affari semplici, creando un substrato per la crescita di queste iniziative, già sarebbe molto rispetto alla grande voglia di fare, al grande fermento del nostro territorio. Ieri è stata promulgata la legge sull'autonomia differenziata, ha già scritto, è già iniziato l'iter, adesso quali sono le altre fasi? Intanto ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver promulgato la legge, che è la prova provata che la legge è costituzionale, questo lo vorrei ricordare, e come ho sempre detto io, chi lambiva l'incostituzionalità offendeva soprattutto il Quirinale, visto e considerato che la legge è assolutamente in linea e il garante della Costituzione l'ha controfirmata e promulgata. Dall'altro, proprio nel solco della Costituzione, adesso attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento in poi avvieremo ovviamente le interlocuzioni con il governo per riattivare il tavolo delle trattative. 9 materie sono subito negoziabili, o meglio si potrà ragionare sulle prime 9 materie, e poi nel giro di 24 mesi, come previsto dalla legge, quando ci saranno i LEP, i livelli essenziali di prestazioni, le altre 14 materie per un totale di 23 materie. Tra gli emendamenti che sono stati approvati in questa legge c'è la possibilità del veto finale del Presidente del Consiglio. Questo che cosa può comportare? Ma guardi, questa trattativa e il risultato della trattativa sarà un grandissimo banco di prova, lo sarà per il Paese, lo sarà per l'opposizione, lo sarà per la maggioranza, perché comunque stiamo parlando di un provvedimento costituzionale e stiamo sostanzialmente, non vorrei banalizzarlo, ma vorrei spiegarlo meglio ai cittadini, stiamo semplicemente dicendo che lo Stato delega alcune funzioni di alcune materie ai territori per essere più efficienti e più vicini ai cittadini. Se qualcuno ha qualcosa da ridire anche su questo, vuol dire che ha sposato il centralismo, ha sposato le diseguaglianze, condivide il fatto che molti cittadini siano costretti a farsi le valigie per curarsi fuori regione, ma noi non facciamo parte di questo partito.